Rieccoci con la seconda parte del Sindaco risponde. Prima di andare in pubblicità abbiamo parlato di viabilità, di semafori, di T-Red e anche insomma di questa ipotesi di estendere il limite dei 30 km/h in altre zone della città, su cui però non c'è un piano organico, come ci diceva il Sindaco, per portare tutta la città a 30 km/h più o meno, come ha fatto per dire Bologna. Adesso invece cambiamo argomento, perché insomma in queste ore, Sindaco, sono partiti i lavori di riqualificazione di una zona importante della città. Stiamo parlando di Piazza Azzurri d'Italia all'Arcella. Ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, perché questo ha richiesto lo spostamento del mercato per liberare la piazza. Adesso insomma si cominciano a vedere i primi cantieri. Andiamo allora a vedere il servizio e poi ne parliamo con il Sindaco Giordani. Piazzale Azzurri, nel cuore dell'Arcella a Padova, si prepara a cambiare aspetto. Si posano i cartelli e le prime recinzioni e l'avvio dei cantieri per quello che sarà uno dei principali interventi di riqualificazione in città. Più spazio per i pedoni ed il verde, senza trascurare gli spazi comuni. Piazzale Azzurri sarà quindi completamente trasformato. Proviamo a immaginarcelo, non più solamente un parcheggio come in questo momento, ma una vera e propria piazza per tutti i cittadini del quartiere Arcella. Marciapiedi più ampi, stalli per le auto più ordinati, nuove aiuole e alberi e poi la collinetta con i cerchi olimpici, un elemento caratterizzante della nuova piazza. Ma quanto ci vorrà per vedere tutto questo realizzato? Le stime parlano di un cantiere lungo 9 mesi circa. Per la fine dell'estate potremo vedere il progetto ultimato. Sarà poi la volta della palazzina ex CONI, che verrà completamente riedificata come DU30, centro culturale nel cuore del quartiere. Un altro pezzo di Padova è pronto a cambiare aspetto. Partiamo dalla piazza, Sindaco. Un modo per anche rivalorizzare lo stadio, insomma, quindi questa collinetta con i 5 cerchi olimpici, perché insomma sta diventando il Colbacchini la casa dell'Arcella, chiedo scusa, dell'atletica sostanzialmente, quindi insomma riqualifichiamo la piazza e insomma valorizziamo anche il Colbacchini. Devo dire, sono stati bravi gli assessori sia Bressa che Mincarizza, hanno trovato un accordo con gli ambulanti, ha messo in posizione, ovviamente è sempre un piccolo disagio, però hanno trovato una soluzione giusta, sono tutti contenti e questo è già un buon inizio. Chiaramente ci vorranno circa 9 mesi, 12 mesi per fare la piazza, uscirà una piazza bella. Ma oltre a uscire la piazza bella sarà messo mano al CONI, sarà battuto e rifatto. Vi ricordo che queste sono risorse del PINQUA, poi sono passate anche queste PNRR, per cui motivo di soddisfazione. Questa zona verrà completamente rifatta, per cui riceverà un input positivo importantissimo. Poi c'è anche il Configliacchi. La parte anteriore del Configliacchi è stata già acquistata da Cune, ricordo che è un bene protetto sovrintendenza, per cui un bene storico, e verrà rifatta in questo. Cominciarono i lavori penso in primavera, sono già finite le gare se non erro, per cui cominciare in primavera a fare i lavori. E proprio il venerdì scorso è stato acquistato, c'è stata data la facoltà per quanto riguarda la provincia di acquistare la parte posteriore, che non è protetta, in cui dovrebbe essere fatta una scuola. Su questo ci sono novità, Sindaco, perché la prima ipotesi era quella del Marchesi, ma non si sa se si riuscirà a portare tutto il Marchesi all'ex Configliacchi. Il progetto dice che lì ci sarà una scuola che si chiama Marchesi. Poi c'è stata una suggestione, come l'ha chiamata il consigliere Bisato. Bisato, e poi dice, ma se noi troviamo una permuta con Aldi, vediamo cosa fare. Ma oggi non c'è nessun progetto, chiaro, non c'è niente. Noi abbiamo solo la facoltà, abbiamo risorse come provincia, 2.640.000 euro per acquistare da Configliacchi l'area e oggi fare una scuola. Che poi si possa fare qualcos'altro, tutto da verificare, non certamente domani. Per cui verifichiamo se è fattibile passerà un accordo tra Comune, Provincia e Aldi, se è fattibile. Ma non c'è nessun progetto, come ha detto Alessandro, c'è Bisato, è una suggestione. Incontreremo i dirigenti scolastici. Per i nostri telespettatori l'area in questione è quella vicino al capolinea del tram a Ponte Vigo d'Arzere sostanzialmente, quella in cui eventualmente fare la permuta. Insomma, ci sono un po' di tasselli da incastrare. Esattamente, non è proprio così facile, per cui quell'idea di Alessandro Bisato è interessante, va verificata se è fattibile. Oggi non c'è nulla, oggi
la provincia acquisterà questa area perché ha risorse economiche, è stato definito e approvato dal Consiglio, punto, non c'è altro da dire. Dopo, se sarà fattibile radunare tutte quante i Marchesi su 4 sedi, in un'unica sede, con la palestra fatta bene, sarà un progetto importante che deve fare la provincia in accordo con Aldi e con il Comune, cioè sarà un accordo a 3. Resta comunque il fatto, Sindaco, che come ragionamento generale c'è il grande impegno da parte vostra nell'andare a riqualificare situazioni di degrado, stabili abbandonati. Questo valeva per l'ex CONI, vale per l'ex Configliacchi, vale sempre all'Arcella, penso per esempio per l'area Valli, che adesso è diventata l'ex area Valli, che adesso è diventata un'area verde. Ecco. Prendendo il discorso prima, per non fare confusione, la parte posteriore, se questo avvenisse, la parte posteriore della parte protetta del Combacchini, cioè quella che sarà la provincia, potrebbe essere fatto uno studentato, per cui qualcuno si inventa sul mercato, non è una zona supermercati, per cui eventualmente sarà fatto uno studentato. Per quanto riguarda la Valle c'era un contenzioso ancora vecchio che ho trovato con un sotto eletto sindaco di 6-7 milioni e devo ringraziare gli ex proprietari che con un po' di tempo sono venuti a mettere i consigli e abbiamo trovato una soluzione. Un'area importantissima di 10.000 metri quadrati in cui è sorto un parco, un bel parco che sono ancora all'inizio, ma un po' alla volta diventa bello. Di fronte alla chiesa abbiamo aumentato i parcheggi tra l'area ex area Valle, i Configliacchi davanti e dentro, l'ex CONI, Piazza Azzurri d'Italia, c'è l'impianto sportivo, veramente bene, una bella zona, sono molto orgoglioso di quello che stiamo facendo. Ma poi gli spazi vanno riempiti, sistemati però, anche molti appartamenti. Per cui veramente è stata un'operazione molto importante. Qui sono andati a fare la Collage, la Michalizzi, io ho bravi assessori, bravi dirigenti, io sono fortunato, dico sempre questa cosa qua, perché è vero, perché ho bravissime persone e dico sempre che non è vero che le pubbliche amministrazioni sono lazzaroni, non è vero, e ci sarà come in tutte le aziende, però io sono molto orgoglioso sia degli assessori e per quanto riguarda i dirigenti, e lo continuo a dire, dicono, se lo dici vuol dire che non è vero, è proprio così, invece è vero. Ma senta Sindaco, con tutte queste opere, tutti questi cantieri che avete in essere, ha un po' paura che succeda un po' come è successo per Leuganeo, che ci sia qualche intoppo, che sarete costretti a bloccarvi? Credo che lei ci pensi adesso, dopo quello che è successo allo stadio Euganeo. Sono sempre preoccupatissimo di questa cosa, perché quando io vengo dal privato, per cui faccio ancora fatica ad adattarmi ai tempi, però capisco, io sono in continuazione cercando di sollecitare i funzionari, e allora alzo le braccia e dico, no, siamo impossibile, ma se c'è un ricorso, se trovano sulla Piana, mi hanno trovato 3 volte amianto, 3 volte amianto. Questo ha rallentato moltissimo. E quando si trova l'amianto bisogna bloccare i lavori perché è penale, bisogna fare il vuoto attorno dove c'è l'amianto, bisogna chiamare ovviamente gente specializzata, deve portare via tutto quanto sul vuoto perché sono spore, costa un sacco di soldi e tutti si fermano perché è pericoloso, è penale, per cui io capisco il funzionario, uno dice guarda che roba, per buttare giù la gradinata che tra parentesi stava già crollando di per sé, ci metto il corso, ragazzi, non c'è niente da fare. Non avete alternative. Ma c'è il ricorso, c'è l'amianto. L'amianto a Padova lo troviamo dappertutto, perché una volta non c'era questa cura, non era definito che era pericolosissimo, è un isolante eccezionale. Abbiamo trovato fino nelle piastrelle delle cucine dei vianelli, in cui era usato come isolante per mettere le piastrelle a cucina. Per cui sapete, costi incredibili, però è giusto che venga fatto. Certo, deve essere smantellato. Non le avrà fatto piacere invece, credo, insomma, per quanto vi riguardi marginalmente, però insomma stiamo parlando di un'area cruciale del pieno centro della città, il fatto che insomma siano stati scoperti dei lavoratori in nero nei mercati di Piazza delle Erbe, sono state sospese per 5 giorni 5 licenze, ecco, credo non le abbia fatto piacere. Fatto bene perché è fatto bene perché c'è un po' sta abbassando il livello qualitativo per quanto riguarda la Piazza delle Erbe. Purtroppo una volta era un riferimento importante, sono sempre meno che sono ambulanti che lavorano là perché è poco redditizio. Brescia sta rifacendo un piano e coinvolgendo anche altre organizzazioni per cercare di portare qualità, però se voi osservate sono tutti stranieri
e hanno fatto bene impedire ovviamente che vadano avanti. Il lavoro è sacro, per cui ognuno deve rispettare. Però ragazzi è veramente difficile, guadagnano poco. Una volta era un mestiere redditizio, adesso un grosso sacrificio sempre a caldo, freddo, sole, per cui esistono ancora pochi italiani, sono degli eroi per quello che mi riguarda. Però insomma il mercato in centro, in piazza, è bellissimo ed è anche un po' un simbolo della città. Non c'è un modo per rilanciarlo, per riqualificarlo? È bellissimo, ho chiesto proprio a Antonio Bressa, intendo, scusate, che trovi il modo di rilanciarlo, perché fa parte di Padova, fa parte delle caratteristiche della nostra città, e vedere sempre meno ambulanti non è bello. Io so che sta lavorando anche con le organizzazioni di categoria per trovare un sistema per aumentarli e fare sì che il prodotto sia rilanciato, che sia di qualità. Mi ricordo una volta, quando ero ragazzo, qualche anno fa, che lavoravo in un altro ambiente, e il riferimento dei prezzi era proprio il mercato della frutta e verdura di Padova. Adesso non è più così, perché tra supermercati è cambiato un po' il mondo, però bisogna rilanciarlo per far parte delle caratteristiche di Padova. Certo, poi va anche detto insomma, che per i padovani, per chi vive in centro, è anche comodo. Insomma, comodo. Quindi poi è bello. Quando io mi sposto, vado fuori, vado a piedi, passando in mezzo a loro, è bello, il profumo, odore, colore, è bello. Prima di chiudere questa puntata, Sindaco, però, e visto anche che abbiamo toccato il tema del commercio, volevo chiederle un ricordo su una persona che è scomparsa nei giorni scorsi e che ha segnato il commercio non solo padovano ma anche veneto. Mi riferisco a Francesco Canella, fondatore della catena di supermercati Ali. Un suo ricordo? Io lo conosco da 40 anni, penso. Ero un ragazzino ancora quando lui ha cominciato con i primi supermercati. È una persona in cui posso dire un amico, perché nel tempo eravamo concorrenti, ma sempre con il rispetto totale delle figure. E poi negli ultimi 20 anni è diventato un amico, perché io imparavo moltissimo, era un grande innovatore. È riuscito a trasferire la sua personale modo di vivere all'interno del supermercato. Perché se vedete, sono tutti il personale loro, sono tutti gentili, a posto, ti hanno un sorriso. È il modo di fare che lui ha trasferito al suo personale, che non sono pochi, sono 4.700 persone. Voi entrate in un supermercato e vedete il personale disponibile, sorridente, empatico, bravissimo. In più, essendo un ex Casoin, come diceva una volta, certo, ha trasferito il fresco nel suo punto vendita, che è di qualità, per cui il banco nel supermercato suo. Sì, oggi lo diamo per scontato, Sindaco, il banco del fresco al supermercato, ma l'ha inventato lui nel nostro paese. Lui è stato un innovatore, ha capito tante cose, ha trasferito il suo essere, il suo inizio di lavoro, ha trasferito nel punto vendita. Ha fatto 117 punti vendita, devo dire che personalmente è stato un grande imprenditore, è anche un amico, ha innovato molto, e penso che Padova, provincia di Padova e anche altri posti devono molto a loro, perché ha dato un impulso sotto l'aspetto lavoro importante. 4.700 famiglie, non sono uno scherzo. È doveroso, Sindaco, in chiusura di questa puntata ricordare la scomparsa di Francesco Canella. Siamo giunti al termine di questa puntata del Sindaco Risponde. Abbiamo affrontato, avrete visto, tanti temi, insomma il commercio, la riqualificazione di un quartiere importante per la città come l'Arcella, ma prima abbiamo parlato anche di viabilità, T-Red e di velocità, insomma, per questa ipotesi suggestiva di una città a 30 km all'ora. Grazie allora al Sindaco di Padova Sergio Giordani, lo rivedremo nella puntata di domenica, perché come sapete, insomma, ci troveremo anche domenica, a tutte le domeniche alle 13 qui su TV7 Triveneta. Adesso invece la linea all'informazione di TV7 TG1. Buona serata. Buona serata.